Eccoci qua raga, eccoci qua, scusate, stavo sistemando delle operazioni preliminari. Vogliamo salutare tutti che sono influenzato. Dio madonna. Ok. Ok. Ciao, ciao Alexandro. Ciao Stefano, ciao Michael, ciao Borgia, ciao Stefano, ciao The Gamer, ciao Nicolò. Ciao Lorenzo, ciao Poleman. Ciao MT Games, ciao a tutti ragazzi. Allora, siamo qui all'aeroporto di Tessera Venice. Dobbiamo andare all'aeroporto della Costa Smeralda di Olbia Sena. Traffico un po' ce n'è e devi cominciare subito a parlare con il nostro amico Torre di Controllo. Ho scelto un aereo piccino perché volevo stare basso e vedere un po' il paesaggio. Ok, dicimi che anche la quarta crociera. Ok, allora io direi già di... Aspetta un attimo. Allora, adesso qua c'è un computerino ragazzi. Ciao Mattia. Ok. Verticale 1600. Request taxi. Ciao Mattia, ciao Sebi. Ok, dalla 4R. Ok. Qua non penso che c'è la velocità, infatti su sto aereo non puoi farla automatica. Anche questo, ok. Va bene. Abbiamo impostato solo la velocità, l'altitudine e la prua. Facciamo vedere l'aereo così sistemiamo anche qua. Eccolo qua ragazzi. Abbiamo un British Airways, un Air Berlin e un Alitalia vicino. Ok, dobbiamo andare indietro di là. Vabbè, noi tagliamo e ce ne freghiamo. Ok. Va bene. Ok. Pianino. Andiamo di rullaggio, così facciamo presto. Ciao Alessandro Meccarelli, ciao Bartolucci. Pianino. Ok, sta partendo anche un aereo. Ok. No, stasera niente live. Ok, siamo giusti. Guarda che bello l'aeroporto di Tessera. Mamma mia, sono preso malissimo. Ricordo sempre che chi si collega, noi siamo in questo momento dei piloti molto amatoriali, ci dobbiamo divertire, non abbiamo nessuna pretesa. Dobbiamo andare a casa di Eyman, anche se Eyman sia più basso di Olbia. Siamo giusti? Sì. Quando sempre quella. Attenzione, un Air Berlin sta rullando, no. Dobbiamo superarlo, fiori. Comunque bene la live a posto, vedete bene? Dobbiamo aspettare l'Air Berlin. Vabbè, comunque di là, insomma, in questa. Ok.
come l'FPS, perché immagino che registrando una live fa fatica con tutti gli add-ons che ho. Ok. In lontananza possiamo vedere Venezia. Ciao Tonnin. Ciao Antonio. Comunque anche la fluidità non è proprio malissimo. Devo avere un po' di pazienza in live duro sto gioco. Grazie Michelotto, sei un bell'uomo il Mica. Oggi devo essere fuori con l'amorosa a far shopping, dopo a casa mia a mangiare, guarda. Sono contento di stare con voi, però serata rovinata, cazzo. Cioè. Ciao Lorenzo Dantis. Adesso dobbiamo lasciare partire l'Air Berlin, chiaramente. Sì, è vero Michelotto, è vero. No, avanzare ancora un po', dopo ci fermiamo. Ok. Ciao Super Vibros. Vabbè, dobbiamo aspettare la Berlin, chiaro. Ok. Grazie Lorenzo. Ok. È partito l'Air Berlin. Vogliamo il decollo. Ok, l'Air Berlin è partito. Mamma mia, sono cotto ragazzi. Si parte ragazzi. Ok. Possiamo partire ragazzi. Vai raga, rock and roll. Cerchiamo di stare dritti. Vai che andiamo Beppe. E saliamo. Basta poco con questi aerei qua. Ok.
su? Ok, perfetto. Dai che siamo su. Adesso aspettiamo di capire. Ok, vediamo la prua. Ok. Ok, inizia partenze. Ok, 205. Ok, un attimo che ci vado. E prua, perfetto. Ottimo, vai. Ciao Carmine Rock. No, non è lunga, raga, non è lunga. Non è lunga. 305 miglia. Spero non sia lunghissima. È vero che è più lento questo, però. Se no, ragazzi, la salva la continuiamo la prossima volta. Adesso siamo anche in salita, quindi lei va piano, chiaramente. Arriviamo nel 2020. Se no facciamo un atterraggio di fortuna da qualche parte, ragazzi. Adesso vediamo dopo che rallenta, dopo che ci comincia a velocizzarci. Ciao Jacopo. So va lento perché è in salita, raga, normale. Eccoci qua la meravigliosa Venice. Guardate che bella, ragazzi, con 40. Grazie Paul, grazie Paul. Ok. Speriamo che dopo chiaramente si velocizzi, se no veramente ci mettiamo 30 anni. Andiamo su lentamente, no, andiamo a velocizzare la salita se poi vogliamo. Senza andare in stallo magari. Se no abbasso, aspetta. La abbassiamo. Ok. Stiamo sui 6.000. Ok, perfetto. Ok, sì. Vediamo quanto ci mette. Non ci ho pensato, cazzo, che forse un po' lontana Olbia. Se no ci mettiamo un giretto, ragazzi, facciamo un giretto, andiamo e basta.
Però possiamo anche velocizzare comunque il volo, Ok. Ciao Dark. Ma qua siamo a 6.000, vediamo le prospettive. 1 ora e 50. 1 ora e 50, Dio Cristo. È un po' lunghetta forse, a sto punto forse è meglio cambiare. Ma non so se posso venire da te. Andiamo a 1 ora e 50. Troppo. Lo facciamo così. Andiamo dall'altra parte. Andiamo a Bologna piuttosto. Troppo lungo. Facciamo Bologna. Ok. Siamo sui 5.000. Si cambia, raga. Vieni a Bologna, Ayman. Vediamo quanto devo spostare. Ok, 5.000. 2.15 la prova. Cambiamo aereo, dai. Ok. Siamo a 66 miglia. Ok, quindi ILS saranno 12. Aspetta un attimo, così mi segno. Allora, fly, sono proprio un coglione ufficiale, scusate. Allora, un attimo ragazzuoli. Ok, la 12, 100, aspetta, facciamo la foto, così devo prepararmi prima, ragazzi, questa è una cosa fatta un po' al momento. È chiaro che non so se sto aereo può fare il robo automatico, se no andiamo noi, e chi se ne frega. Ok. Ok, allora buon ragazzi, facciamo la foto, in caso
Vediamo se lo fuori in automatico, se andiamo in manuale. Allora, ragazzi, il cala, come si dice, facciamo domani il PES. Facciamo domani. Facciamo un boletto orario, volevo fare con voi un pochino, dai, una mezz'oretta. Perché mi sento che sono un po' leggermente chiuso, raga, leggermente chiuso. Ciao Christopher. Pieno di traffico, cazzo. L'F225. Quant'è la distanza? 19 minuti così. Allora, a sto punto rallentiamo un po'. Ok, stiamo a velocità così, ce l'abbiamo troppo presto. Ok. Vediamo un po' fuori. Però c'è un po' di neve qua e là, però non penso ci sia neve qua in zona. È veramente la texture per ogni volo, per ogni rotta ti cambia il texture del programma che ho, non mi sono ricordato. Vabbè. Stiamo portando Eyman a Bologna, così si fa le pipte a Bologna. Queste live sono l'occasione per fare le ciaccole. Bellissimo comunque il video di Eyman. Grande Michelotto for President. Questa ragazzi che vorrà cambiare il titolo adesso, un attimo sul portatile, arrivo subito prima rispondo a Treviso, approccio. Faccio rumore, sì ragazzi, il raffreddore, ho il naso chiuso. C'è anche il buchito del culo chiuso. Ok Michelotto, ok. Arrivo subito raga, un attimo cambio il titolo. È sempre la rotta Eyman ragazzi, è sempre la rotta Eyman. Allora Alexandro, Vale Gamer. Andiamo pianino, tranquilli. Lo so, porco, lo so. Legge il messaggio precedente. Io Ferbus ma non so quale computer. È pesantissimo Ferbus, è una roba da piangere. È
non so, stiamo portando ragazzi, stiamo portando la rotta Eyman, portiamo Eyman a Bologna, perché se Eyman non si spippetta a Bologna. Paul Francis for Eyman. Sono un po' chiuso ragazzi, ma di poco. Comunque Alamos, il tuo soprannome è Cavaliere dell'Apocalisse, eh? Quindi questo è il tuo soprannome, volevo aggiornarti qua. Comunque non si può censurare il video di Zuccaro, cioè al massimo se proprio Paul ce l'ha ancora salvato può cancellare la frase del masturbarsi, ecco, cioè era disperata però, mi vedo troppo bello. Contact Milan Center. Comunque Alamos è Cavaliere dell'Apocalisse. Io penso che facendo una piccola analisi dei messaggi ricevuti, i primi due sono Giangrosso e Sidoti, però c'è non è facile, c'è anche il Bartolucci per esempio, il Bartolucci qualche altra live per il prossimo anno ci dovrebbe essere il Bartolucci, però dai miei dati Sidoti e Giangrosso. Allora comunque poi il consiglio che ti do è di parlare con quelli che fai dalla prossima volta, parlaci, che è una sorpresa, quindi una sorpresa, dopo tu li modifico voi, però parlaci con quelli che fai le cose, è più bello anche secondo me, più notizie di dove abitano, di cosa hanno fatto da piccoli. Dopo una live per pochi tempi. Beh, il prossimo sarà sicuramente l'uomo fogna Tognin. Madonna Tognin, come sei ridotto Tognin? Ci vorrà un miracolo perché torni in squadra Tognin, cioè veramente una pippa obesa in confronto è più forte. Beh, ma per noi è una sorpresa solo per quello che è, magari un po' meno, ma ci sta. Bello che colleghi tutto, dopo infatti come dovrei parlare ma perché ho già delle idee anche per rendere tutto veramente di un epico devastante. Quindi forse il prossimo è Paul Buffa racconta Paul è mancato. Ciao fiori. Poi anche quando farai il bode dovrei ricollegare al cume, quindi nei primi, perché so che il cume te lo puoi tenere per ultimo perché è dolcissimo in fondo, però quando farai il bode, cioè il mio migliore amico, quindi per dover di cronaca non potrà non esserci il cume. Dopo ti dico le foto da scegliere se vuoi, che devi farmi perfetto, deve essere la macchina perfetta del gol e la macchina da sesso perfetta, piccolo. Beh certo, è chiaro. Ho creato una cosa irripetibile, mi merito di essere il figo, ma è il minimo. No, ogni anno, ogni fine anno. No, potrebbe esserci l'incontro di Gigi Palle, che non so, penso che forse potrei mettere in prestito sto anno Peri. C'ho la voglia di provare a mettere anche Tognini in prestito e svegliarlo è tanta, però non lo so. Adesso vediamo. Lo so, Paul, ma il collegamento Bode veneziano ci deve essere per forza. Sì, ancora no, perché vuole tenerselo, no, il mitico Cume. No, Tognino vuole dare in prestito, ok. E siamo qua, andiamo un po' fuori, quindi vi avverto già. Un po' troppo bianco. Vabbè.
grande Paul. Grande Paul, grande. Paul, ma è normale, ma io so che tu mi avresti comunque descritto come un essere perfetto e meraviglioso, perché d'altronde il creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Lo sai come ci siamo conosciuti, Eyman, forse lo sai? Se lo ricorda, l'impiegata del come potente. Mi sorbetta. Abbassiamo il volume, porchi. Quanto sono porchi, quanto sono porchi. Allora, aspetta un attimo. Option sound. Spero possa andare, ragazzi, perché non sempre va in game. Sì, penso di sì, però. Ok. Aveva la proposta di doversi sentire anche su Skype, cazzo, ci sentiamo da una vita, porca miseria, che purtroppo la stazione di FM è un po' impossibile con le tue lunghezze di, di connessione. E poi Bod è sempre impegnata, se me non mi caga più. Ok, perfetto. Perfetto. Noi ancora non abbiamo notizie. Vediamo quanto è il timing. 36, beh dai, non mancano comunque secoli. Vabbè dai, un po' così per fare 2 ciaccole così, dai, che se ne frega. Non sono molto ispirato oggi, scusate. Scusate. Ok. Sì, Paul, sì. Grande, ma madonna, il piccolo Eyman, signori Jean-Paul Eyman. Jean-Paul Eyman. Mamma mia, che do coglione. Che settimana prossima è anche una settimana di lavoro veramente bastarda. Tante robe da fare, cazzo, il cume qua non perde mica tempo. Cioè no, altro che tutte robe che si compra. Però Paul, ti sto portando a Bologna per spiettarti, voglio soldi, cazzo, cioè mi spendo milioni per portarti quello, cioè, se ne dai Paul, su, non fare dai mangai, dai. Ale is back. Sì, ma devo essere la stella anche della tua serie, Ale, se no nulla ha senso. Nulla ha senso in questo mondo. No, ma Eyman è salito con me, guardatelo Eyman. Si spippetta qua Eyman, eccolo qua. Paul Eyman Guy. Vediamo se riusciamo a fare. Vediamo qualche altro. Non mi piace. Non mi sconfinferano molto. Allora, andiamo dall'altra parte. Potremmo fare però ne facciamo una così stavolta, perché il paesaggio mi fa un po' cagare oggi. Ok. Beh, non è logico, come gioco io non è complicato. Eyman, stai calmo, Eyman Guy, non fare l'Eyman Guy a tutti i costi. Non fare l'Eyman Guy. Il classico Eyman, uno dei più porchi della storia, madonna.
Un uomo che ha scritto pagine schifose dell'umanità. Ok. Dove li trovi, porcone? Certo che me la prendo, perché io sono il Kume, il creatore dei cieli di Eman, di tutti gli Eman visibili e invisibili. Ok, siamo... Cos'è, Ferrara? No. Siamo sotto Ferrara Sener. Siamo sotto Ferrara Sener. Sì, siamo a Ferrara, Beppe. Se non c'è l'atterraggio automatico so cazzi, Ok. Ma non mi danno più... Dai, datemi qualcosa, cazzo. Climate Mountain 1200 io. Vediamo quanto traffico c'è. Beh, insomma, dai, è giusto. Ecco Pintus, ecco Nasdaq. Siamo sotto Ferrara Sener. Ok. Il Nasdaq. Sì, però dovrei anche scendere fra un po'. Siamo magari manca ancora tanto, ma... Volevo trovarmi all'ultimo momento, magari questo è un aereo piccolo, ci metto un secondo. E un solo Pintus si alzerà. Ok. Sto leggendo i messaggi sulla chat. Ma quando è che Zincaro è? Ma Zincaro si chiama Zincaro nella nostra chat, raga? Perché non mi ricordo. E ora... Dove c'è Pintus? C'è casa. Devo fare anche di nuovo Formula 1, cazzo, sono un po'... Ho solo di giocare con voi allo zoccolo, porca miseria ormai. Siamo proprio sotto Ferrara. Ah, ok. Ciao ragazzi, non so sinceramente, se andare a censurarlo per una roba del genere, cioè... In verità non so se è un pezzo grosso della società zincariana, però... Cioè, mi sembra un pochettino esagerato. Con tutto il rispetto per Super Fantazinca. Vabbè, ma Pintus, ragazzi. Però un volo potremmo farlo, se in Europa League arriviamo avanti, potrei farlo un volo tipo, non so, da Venezia, dove dobbiamo andare, tipo, non so, non lo so, a Poleman Land. Poleman, raga, ragazzi, voi sapete cos'è Poleman? Ma sapete che Poleman tromba le donne e poi le lascia andare? Questo è, ma sì. No, andiamo a Bologna. E ora mi fai abbassare, porca di quella vaccona.
O sanno che ho un volo piccolo. Un solo grido, un solo allarme, il Cessna in fiamme, il Cessna in fiamme. Comunque non credo, cioè la radio c'è anche, però io non credo che... Quindi intanto salviamo un attimo, aspetta, che non si sa mai. Cessna 31G, contact Bologna, approach on 121. Oh, chi cancari di Tomocari. Posso? Ma oddio, quando fanno così li odio. Adesso non arrivo più. Non mi sembra che c'è la possibilità. Vediamo per esempio il cruise. È difficile, un aereo così non può avere un coso automatico. Andiamo. Ma porco diavolissimo! Basta! Grazie. Grazie. Porco due. Grazie. Ok. Ma com'è? No, non ce l'ho neanche, era forse là, vediamo. Però su un aereo così non penso proprio. Ok. Lo so, ma è troppo lungo, non pensavo addirittura più di 2 ore. C'erano fatti i calcoli più che altro. Tanti anni fa il debutto di Pato. 10 anni fa forse. Mamma mia. Allora, vediamo se si può impostare la prua. Vediamo. 115, vediamo se si può, se non si può. Fanculo. Solo là si può, però. Ma... vediamo, al massimo ci spariamo. Ok, devo andare a 2002. Ok. Scendiamo. Oh, sì, sta calmo. Ok. Grazie Luca Spinella. Ok, andiamo giù. Qua per esempio c'è la parte radio, ma non... Cioè mettiamo che è 108,90, vediamo. Allora 108,90. No, neanche me lo dà. Arriva... no, vedi, non te lo fa. Vediamo qua. Così anche sì, però. $108,90. Ma vediamo ragazzi, vediamo. Vediamo se è fattibile. Sì.
Beh, no, beh, la battuta su Spinello è perfetta per Terence, assolutamente. Oh, vediamo se va. 108,90, 108,90, 115 Cries e Cries è a 115. E mo vediamo, Beppe. E mo vediamo. Che tempo di merda. Vediamo un attimo se che tempo c'è a Bologna a Senere, perché tanto ho il meteo reale, quindi. Allora. E un solo Spinello si alzerà, si fa le canne, la 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 la. To your left hand 205. Aspetta, stavo. Ok. Allora, Bologna. Nubi sparse. Quindi ci sta, sì. Nubi sparse, quindi ci sta, mamma mia. Se sei manuale con la. No, ciao, sclero. Sì, sì. Ciao Bartolucci. Sì, parzialmente nuvoloso come qua. Solo che la campagna è un po' bianca, potevo modificarlo, vabbè, insomma, ci può stare a gennaio, insomma. Sicuramente non è verde. Non manca tanto comunque, eh. Vediamo un po' da fuori. Il tempo non è sicuramente dei migliori. Ecco, sì, qua sta un po' finendo. Vuol dire che la pianura padana era bella, cioè piena di brina, cazzo. E Bartolucci. Quanto me lo godo Bartolucci. Però Eman non mi dai soldini, mi dispiace un po', sinceramente. Eman devi andare a lavorare, Eman devi portare a casa i soldi per diventare un qualcosa di grande, Eman. Non puoi continuare così con i tuoi assistiti, che ormai il wrestling è morto. Non ne posso proprio più. Detto che la torre è proprio rincoglionita nei miei confronti, Ecco. Allora, gira a sinistra per Prua 145. Ok. Mantieni 2002, approach. Ok. Allora vediamo se l'approach va, se no sono dolori con sta nebbia, rischiamo la morte. Che devi assolutamente lavorare, perché il lavoro nobilita l'uomo. Non sono stufo di vedere un Eyman a casa che si fa le pippe. E io non ti ho salutato per Bartolucci. Bartolucci mi deludi, Bartolucci. Tu devi vedere solo me, solo il cume. Il creatore dell'Eyman Guy nazionale. Ma chi era Eyman prima di me? Chi era Eyman prima di me? Poniamoci questa domanda, ragazzi. Ok, mettiamo l'approach e vediamo. Adesso sono cazzi, ve lo dico. Se non va, sono dolori. E mo vediamo. Oddio, mi sto cagando addosso, aspetta. O fa l'approach qua. Oddio, fioi, no, ti prego. Almeno l'allineamento, dammi. C'è tensione, Beppe. C'è tensione, se no perdiamo l'aeroporto, fioi. Approach, però. E non gira, e non gira.
gira o no? Non gira un cazzo. Forse forse? Forse? Ma moriamo! Man, io e te, Eyman! Man è finita, Eyman. Io non è... no. Stiamo girando? No, ragazzi. La prua ancora va ancora, niente da fare, fe. Non gira. Infatti. Dio madonna. Fioi. Andiamo. Anche se non vedo l'aeroporto. E si va, raga. Alla cieca, come i vecchi tempi. Come una volta. Eyman è finita, Eyman è finita con la nebbia, porca troia. Eyman è finito, dove cazzo è l'aeroporto? È finita, raga, è finita. Se qualcuno vede l'aeroporto uno deve scrivere. È dritto di noi teoricamente, che sfiga. Ora ci divertiamo, raga. C'è tensione. Andiamo a finire su indagini ad alta quota, come lo guardo sempre. Non lo vedo, raga, voi lo vedete, io no. Eccolo qua, sì, lo vedo, qua, aspetta. Qua. Proprio dritto di noi. Mosso cazzi perché non faccio una roba manuale dal 1620. Mamma mia. Eyman, ciao. Eyman, è tutto concluso, Eyman. E vedi, qua non c'è la neve, però perfetto. Tutto a posto. Eyman. Sta tremando, Eyman. Può morire così, Eyman Guy. Può morire così, Eyman Guy. Siamo troppo bassi, forse. Che c'ho. Devo alzarmi un attimo, se no non ce la facciamo. Eyman è finita, Eyman. Eyman è finita. Finita, Eyman. Eyman è finita, Eyman Guy. Aspetta un attimo. Eyman è finita, c'è anche forse un po' di vento. Porca troia. Attenzione. Crollo eymaniano. Comincia il primo infarto per Eyman. Primo infarto per Eyman. Che palle. Eyman, vediamo chi vince. Se la mia classe nell'atterrare o il tuo infarto nel morire. Ci giochiamo tutto qua. Paul Francis Eyman Guy. Devo tenere una velocità costante, veloce fino all'ultimo perché ho paura di essere troppo basso. Eyman, io e te, per un solo atterraggio. Raga, se l'atterraggio è giusto, però voglio da Eyman veramente tanto, voglio veramente un qualcosa di bello. Se l'atterraggio va male, auguri. Siamo anche leggermente storti. Ciao, Fi. Dai, Eyman.
leggermente storti. Qui a Borgo Panigale. Ragazzi, ci giochiamo tutto, se non tuttissimo. Cazzo sto dicendo, non lo so. Mangai, non mi morire così, Guy. Sei ancora giovane, sei ancora vergine, Guy. Non può morire Mangai vergine, solo che si spippetta nei supermercati. Stiamo un po' rischiando. Stiamo un po' rischiando. Attenzione, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. È andata. Non è morto, non è morto. Si è solo rotto il cazzo. Vabbè. Mamma mia. Mamma mia. È vivo senza pene. Ecco Eman. Mamma mia. Andiamo a parcheggiarla, cazzo. Mamma mia. Mamma mia, Eyman non ha più l'apparato di piacere, Eyman. Per carità non serviva molto, però. Mamma mia. Io ho fatto il possibile, non facevo un atterraggio manuale dal 1627, cazzo. Calma, calma, calma. Calma. Ok. È fatta. No, ma a me sta bene, ha detto che non gli serve l'apparato di piacere, che lui non fa niente, lui è assessuato, ma va bene, è assessuato. Ok. Da dove devo andare? Piano. Ah, qua vicino, perfetto. Ce l'avevo fatta, ragazzi, sani e salvi, senza l'apparato di Eyman. Ok. È fatta, è fatta, è fatta. È fatta. Ecco, bravo Eyman, bravissimo Eyman, così mi piace Eyman. Ciao Spinello. Dai, ci ho fatto due risate, dai. Non pretendo che sia un video insomma un video meraviglioso, però dai, ci siamo fatti due risate con il nostro Eyman, quanto voglio bene a Eyman. Vediamo se viene il mio compleanno a febbraio, sono curioso di capire se viene. Ok. Abbiamo capito che non ci sono robe automatiche con sti voli, immaginavo comunque. Ok, siamo a Borgo Panigale. L'ho tolto, l'ho levato. Madonna, non c'è nessun aereo in partenza, costa nebbia, non voglio, non mi sembra strano. Ciao Giangrosso, farei parte della squadra Giangrosso. Te lo dico già Romano. Quindi Giangrosso, preparati domani che ci sarà la live e ti creo offline, ci sarà Giangrosso nella squadra. Ok. Proprio saluto tutti con questa sgommata degna del miglior Kuma. E siamo arrivati. Ok. Perfetto. Raga, siamo arrivati a Bologna. Vai Romano. Romano, penso. Adesso vediamo, però penso qualche terzino lo do in prestito, quindi potresti essere terzino, eh. Raga, siamo arrivati a Bologna in condizioni accettabili, manuale. Guarda Eyman, Guy, guarda Eyman con i baffetti, guarda Eyman. Io sono un figo.
Siamo Cristiano Ronaldo, cazzo, un po' invecchiato. E lui, ma guardalo, mangia un PI. E niente ragazzi, ci siamo fatti questa piccola diretta per salutarvi, per insomma, avevo piacere di sentirvi un pochettino. E niente, un abbraccio dal Comendone, solo da riposarmi un pochino. E niente, un abbraccio a tutti i comendani pazzi che mi seguono anche di sabato, con un come abbastanza infortunato. E niente, un saluto a tutti, specialmente a Eyman che, se non lo sapete, Eyman è in Sardegna, è stato una volta scoperto dai suoi, c'era un suo amico a casa, praticamente si è scoperto che no, che era in intimità, però stava dando un bacino sulla bocca, e da là dopo Eyman ha capito che era meglio invece stare con il gentil sesso e non con lo stesso sesto. Ma ripeto, questa è un'altra storia. Ragazzi, un saluto dal comandante veneziano, un abbraccio a Paul che lo amo tantissimo, e ci sentiamo domani per lo zoccolo duro e per capire se Romano Giangrosso sarà sì o no un buon terzino il Venezia. Raga, alle prossime. Ciao raga. PS, ma Paul Heyman è un uomo o gli uomini amano Paul Heyman? Questa, sì, questa è la nostra storia.